40 anni fa è stato fatto il lavoro qua in via Fosson e il consorzio di bonifica che serve soltanto per dividersi stipendio, ma non per fare il lavoro. Non ha mai fatto un taglio d'erba, non ha mai fatto un scavo di terra, di terreno sul fosso, non ha creato mai niente. Il consorzio è già un boom di sfaccendati, non è che tengono il territorio, assolutamente. I soldi che paghiamo noi servono solo neanche per pagare il loro stipendio perché hanno un buco di 1 miliardo di debiti tra il consorzio di San Donà e il consorzio di Portogruaro. Ecco, invece i politici, il sindaco, gli assessori? Beh, poveretto, senza offesa il mio sindaco, è qua. Alle 7:30 mattina c'era qua, era a incontrare un amico mio, mi sogno via perché quando che vedo il sindaco vengo via subito, perché non mi piace. E sto qua si fregava le mani, non avevo capito perché. Non so se aveva freddo o se no, dice, forse sta roba qua hanno altri, ne rende voti e anche qualche palanca. Le disgrazie, tenga presente, non le volute dai politici attuali non so, dispiace perché disgrazia dispiace sempre, ma quando c'è disgrazia c'è sempre un vantaggio. Noi primo, quando è successo tanti anni fa, o pochi anni fa all'Aquila, ha intercettato gente che si fregava le mani. Beh, è logico, si tratta di soldi e ciapai però senza fatica. Questo argine, non so chi che lo ha fatto, non so chi l'ha autorizzato, senz'altro perché quando si autorizza a fare una roba cattiva, si fa perché. Quando che si vede una roba, ma se è mal fatta, e allora si dice, l'ingegnere dice, beh se la roba è mal fatta la fai, sì, che non è tanta bea, ma che non deve durare tanto, perché mio figlio farà l'ingegnere, sa tu. E allora poveretto, dove vai a lavorare? Dove va a lavorare mio figlio? E ora devo farlo, una roba mal fatta, brutta, che non dura. Senta, abita anche un senatore qua in questa via, come andate? Vi ha dato una mano, è stato utile? Non c'è senatori. Basso. Ma un'altra via, se no mi daria via. No, è bello questo. No, beh, il senatore è stato il nostro sindaco per un buon periodo. L'ho avuto 10 anni e quindi posso dire praticamente che insomma non lo voglio più avere, insomma, per 10 anni ho sopportato perché ero consigliere comunale di Aiga Veneta, non facendo confusione con la Lega Nord, che è un'altra bestia, è un'altra roba, perché quando che, per esempio nella Nord troviamo della gente come l'amico Sentilini o Paolo Gobo, chi dice, oppure quei altri là in fondo, quei bastardo dei bossi, e dice, giuro alla bandiera italiana, giuro. E dopo invece ti frega perché viene a contarti barzellette da questa parte per i voti, di A invece per i soldi, giura per i soldi e qua per i voti. E questo voi altri vede a fotografare una roba adesso prima di andare a casa e vede che ieri sta a festeggiare. Oh mio un particolare, sapete che gli dice che era l'Italia. Boh, io ho messo fuori la mia bandiera serenissima, dove lì sta a luto, perché la bandiera nostra non è la bandiera italiana e non la posso mettere che accarisce al vento perché non è bello quel giorno, come che non è bello il 21 e 22 ottobre, perché ricorda il referendum truffa. Ciò che infatti va a fare una foto e anche ricordarlo, questa foto, guardate, sta gente che dà le bandiere italiane, perché non costa niente, tanto paga il pantalone, no? E che dà le bandiere italiane e non gli insegna neanche a come metterle fuori. Sapete chi ha messo fuori a Sastin? Ma no a Sastin, in tutte le parti. E ha messo fuori, in piccare, dove per così. E ma allora, ho detto, ma non sei mia in Italia? Una bella roba non sempre in Italia, ho detto tra me e me. No, siamo in Ungheria, perché lì per qua, per giù, non è sull'asta.
Per cui a nostra gente, poveretti, perché pensano che i veneti, la gran parte, sono dei beoti, ma uno che le abita in Beosia può essere un beoto, ma un veneto non può essere beoto, e se lo fa, pedo parlò. Comunque, ricordatevi di andarvi a fare questa foto, e lei ancora sta fuori, perché ieri era una festa, ancora non so, o perché io acciappavo un freddo o qualcos'altro, non si vergogna neanche di tirarle su. E ora, io sono là fuori e uno dice, qua c'è l'astro austro-ungarico, c'è l'Ungheria che porta diremo, la forza, e questo dimostra che siamo cascai massa bassa.